Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, buona domenica innanzitutto. Siamo in diretta anche per questa domenica 9 maggio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti gli aggiornamenti, devo dire, di cronaca con eventi tragici nelle ultime ore e in particolare uno a Treviso, dove è caccia al pirata della strada che ieri sera ha investito un uomo di 76 anni, Luciano Paro. L'incidente è avvenuto alle 7:15 nel quartiere di Sant'Onino, proprio a Treviso, in via Podgora. Un incidente che all'inizio non sembrava così drammatico, così tragico. L'uomo è rimasto a terra, ferito ad una caviglia, è stato trasportato al pronto soccorso. Di lì però poi è spirato per un arresto cardiocircolatorio. Certo, c'è da capire cosa sia successo, che nesso di causa ed effetto c'è tra l'investimento e la morte, però il fatto ha sconvolto l'intero quartiere di Sant'Antonino. Questa mattina il parroco ne ha parlato durante l'omelia, durante la messa domenicale, Don Paolo Pigozzo, che ha parlato anche di una strada molto pericolosa, di persone, di automobilisti che corrono. Di certo è caccia al pirata della strada. Sulle sue tracce ci sono gli uomini della polizia locale guidati dal comandante Andrea Gallo, che è al telefono con noi. Buongiorno comandante. Buongiorno a tutti. Ecco, qual è la situazione? Siete sulle tracce di questo automobilista? Sì, da ieri sera e per tutta la notte, anche questa mattina, gli agenti del nucleo dell'infortunistica stradale di Polizia Giudiziaria stanno visionando tutte le immagini della zona, anche immagini private, di privati, e quindi stiamo cercando di dare un nome e un cognome a questa persona. Naturalmente faccio un appello a questa persona, se mai dovesse essere in linea, perché solo costituendosi a una forza di polizia può alleggerire la propria posizione. In ogni caso credo che nel giro di 48 ore riusciremo sicuramente a dare un nome e un cognome al pirata della strada. Stiamo lavorando veramente alacremente, incrociando i dati e le immagini. Tra l'altro la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso, è così? Sì, esattamente, il fascicolo naturalmente è stato aperto d'ufficio. Tra l'altro ricordo che le pene sono molto pesanti per questi tipi di comportamenti previsti appunto dal reato di omicidio stradale, perché si rischia la reclusione fino a 7 anni, la revoca della patente e anche l'arresto nelle 24 ore successive qualora venisse appunto ritrovato il responsabile, e quindi insomma le pene sono veramente molto, molto pesanti. Avete già un primo identikit, qualche indizio? Avete trovato qualcosa? Allora, siamo ancora in fase di indagine, quindi non posso dare tante informazioni. Sicuramente abbiamo delle informazioni importanti, per cui, ripeto, credo che nel giro di 48 ore, se questa persona non dovesse presentarsi spontaneamente, sicuramente riusciremo a dare un nome e un cognome al pirata della strada. Quindi diciamo che a questa persona l'appello è quello di farsi avanti per alleggerire la propria posizione, perché se non lo fa lei ci arrivate voi, sostanzialmente questo è. Sì, esattamente, confermo, la persona, se si presenta, può anche chiarire la dinamica del sinistro alla forza di polizia, in questo caso la polizia locale di Treviso, che sta svolgendo appunto le indagini. E in ogni caso, se non si dovesse presentare da solo, sicuramente faremo di tutto per affidare questo responsabile alla giustizia che faccia il suo corso.
Comandante, messaggio forte e chiaro, grazie e buon lavoro. La lascio ovviamente alle sue indagini. Grazie ad Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso, sulle tracce quindi di questo pirata della strada. Ma restiamo a parlare purtroppo di tragedie stradali, perché ieri pomeriggio c'è stato un tragico incidente lungo via Petrarca nel comune di Cavasso Nuovo, in provincia di Pordenone. In uno schianto tra due moto e un'automobile ad avere la peggio è stato un 25enne centauro di origini moldave residente a Treviso, Sergei Kushovsky. Il ragazzo era difatti in sella alla sua motocicletta insieme alla fidanzata Natalia, residente a Preganziola, ad altre coppie di amici, quando lui e un altro centauro sono improvvisamente finiti contro una vettura che proveniva nel senso opposto. L'impatto è stato molto violento e il 25enne, ex studente all'Alberini, ha perso la vita sul colpo, nonostante i sanitari prontamente intervenuti sul posto con il SUEM abbiano a lungo provato a salvargli la vita. Un altro motociclista, tra l'altro un 37enne residente a San Biagio di Callalta, sempre nella zona di Pordenone, è rimasto gravemente ferito in una fuoriuscita autonoma nel primo pomeriggio di ieri sulla strada che da Aviano porta a Piancavallo, quindi sempre nella zona, mi correggo, di Udine. L'uomo in questo caso è stato elitrasportato con l'elicottero arrivato dal Veneto all'ospedale di Udine per tutte le cure del caso. E c'è un giallo che ci porta invece a Chioggia, dove questa mattina è stato trovato il corpo carbonizzato di una persona senza vita. Poco dopo le 6:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII in località Brondolo per l'incendio di un cassonetto. Poco distante è stato rinvenuto all'esterno il corpo senza vita di una persona parzialmente carbonizzata. Gli accertamenti sul fatto sono in corso, ma al momento si è potuto appurare che si tratta di un anziano ottantenne. I vigili del fuoco hanno così spento le fiamme, evitando la propagazione agli altri cassonetti. Sul posto il personale del SUEM, i carabinieri e la Polizia di Stato. L'attività investigativa iniziata subito dopo il ritrovamento per ora porterebbe a escludere, lo sottolineo, il coinvolgimento di terze persone. Si parla di un gesto estremo o di una tragica fatalità. Comunque le indagini sono in corso. E vi porto poi sul Grappa, perché ieri c'è stata un'altra tragedia i cui contorni si stanno in qualche modo raccogliendo in queste ore. Una tragedia sul deltaplano. Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e subito dopo il decollo è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto dopo un'impennata del deltaplano biposto. Ha perso così la vita un 52enne di Padova, Federico Baratto, pilota e istruttore di deltaplano, precipitando per oltre 300 metri nel vuoto. Non appena venuto il decollo dalla pedana delta di Col del Puppolo a 850 metri di quota a Borso del Grappa, subito è stata chiara la situazione drammatica, con l'uomo slegato, agganciato alla forza delle sole braccia, finché non ce l'ha fatta più e ha mollato la presa, sparendo nel bosco sottostante. L'allarme è scattato alle 14:30, è intervenuto l'elicottero di Treviso Emergenza, che ha individuato la vela e ha sbarcato con un vericello di 30 metri, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, per poi volare a imbarcare una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per avviare la ricerca del pilota. E da qui le operazioni che hanno portato poi a raggiungerlo e a procedere con la constatazione del decesso. Sempre per la cronaca, siamo nel Padovano, c'è stata una violentissima rissa nella serata di ieri sera, forze dell'ordine aggredite, giovani che urlano e tanto caos, quindi in centro nel salotto buono della città, dove alcuni giovani sono venuti alle mani. Stando alle testimonianze raccolte, una ragazza probabilmente ubriaca sarebbe andata in escandescenza, iniziando a prendere a calci le vetrine dei negozi di Piazza Duomo e a rovesciare cassonetti, oltre
anche alcune suppellettili di un bar. Per riportare la calma sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale presenti in zona, che sono stati spintonati dagli amici della giovane. Qui vedete la bagarre. In pochi minuti sono accorse anche le volanti della Polizia e Carabinieri, che a fatica sono riusciti a riportare la calma, identificando anche una decina di ragazzi. Sempre a Padova, poco dopo le 22 di ieri sera, in Prato della Valle c'è stata una manifestazione, un'iniziativa di disobbedienza civile non autorizzata di un gruppo No Mask. Il gruppo quindi ha violato il coprifuoco nella grande piazza padovana, aderendo a un appello lanciato attraverso i social. Sul posto la questura, che hanno controllato una serie di persone, identificandone 14 che si sono dichiarate apertamente no mask. Sono state allontanate e verranno multate in base alle normative vigenti. Questa la cronaca di queste ore nel Veneto, ma resta ovviamente una giornata fortunatamente di sole, diversi gli spostamenti anche verso le spiagge, verso la montagna, ed è soprattutto una domenica dedicata alle mamme, la festa delle mamme, quindi a proposito auguri a tutte le mamme all'ascolto. Per fare il punto di questa festa, che non sia un punto solamente celebrativo ma molto concreto, siamo collegati con Gloria Tessarolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso, e non so se è già collegata anche Katia Uberti, che è sindaco di paese, sindaco mamma, quindi un assessore mamma e un sindaco mamma. Non vedo ancora Uberti, ma sicuramente si collegherà fra pochissimo. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e auguri, se posso permettermi. Lei è assessore e mamma, assessore di un comune, tra l'altro capoluogo di un comune importante, mamma, se non erro, di 2 bambini. Come fa a conciliare il tutto? Grazie ad una buona rete familiare e di servizi, quindi diciamo che essere mamma funziona con serenità e si riesce appunto anche a portare avanti un lavoro impegnativo se in realtà la partita la si gioca in famiglia, con l'aiuto fortunatamente dei nonni, di un marito molto presente, molto disponibile, di 2 bimbi bravi, devo dire 2 bimbi collaborativi, e poi dei servizi. Io sto utilizzando asili nido, scuole dell'infanzia, e quindi questo mi aiuta molto, ma vedo che aiuta molto anche i miei figli nella loro socialità. Diciamo che tutto aiuta. Tutto aiuta, no? Tutto aiuta. Devo dire che i servizi sono fondamentali, però sul tema conciliazione ci sono ancora tantissimi passi da fare. Io mi ritengo una donna fortunata perché ho un lavoro indubbiamente molto impegnativo, che non ha orari fissi, però che mi consente anche una certa flessibilità, quindi nelle emergenze io in qualche modo riesco ad organizzarmi. Chi invece lavora a turni, lavoratori dipendenti magari meno tutelati, io sono una libera professionista, quindi da libero professionista le tutele sono pochissime, è difficile organizzarsi, però ce la si può fare, insomma, c'è del lavoro da fare. Indubbiamente, quindi lei è impegnata su 3 fronti, quello amministrativo, quello lavorativo professionale e quello familiare. Tra l'altro il suo è un referato importante, soprattutto in un momento come questo, dove l'emergenza sociale connessa alla pandemia è esplosa, emergenza sociale che riguarda soprattutto le donne. Ci sono dei dati diffusi nelle scorse ore da Save the Children che dicono, confermano come nel 2020, primi mesi del 2021, a pagare le conseguenze della pandemia siano state le donne, anche dal punto di vista lavorativo. Lei che percezione ne ha dal suo osservatorio privilegiato, chiamiamolo così, quindi dal suo assessorato? Beh, io devo dire che la preoccupazione per noi è stata forte da subito. Ricordo che un anno fa, in pieno lockdown, il sindaco di Treviso, congiuntamente al presidente della provincia e alle presidenti delle 2 commissioni per le pari opportunità, quindi di Treviso e quella provinciale,
scrissero una lettera accorata alle allora ministre della famiglia e del lavoro e politiche sociali, mettendo subito le mani avanti e segnalando il problema che intravedevamo, cioè la perdita di posti di lavoro da parte delle donne, quindi le prime ad essere sacrificate, donne che fanno impresa e anche donne dipendenti, magari con contratti a tempo determinato. Lo segnalammo perché chiedevamo di avere un'attenzione particolare intanto nella riattivazione dei servizi che citavo prima, soprattutto per le giovani donne e giovani mamme, e poi per le donne invece che si sono reinventate, ad esempio facendo un'impresa, ecco, di prevedere delle misure, degli ammortizzatori speciali. Era un anno fa, a ottobre Caritas lanciò l'allarme giovani e donne, era la loro ricerca a fine anno e davano dei dati impressionanti, dati che poi purtroppo sono stati confermati. Ecco, l'ente locale ha il polso della situazione, lo intravede e bisogna mettere da subito azioni a tutela delle donne. In un paese come il nostro che alla tutela del lavoro femminile, insomma, non ha mai risposto con prontezza. Ecco, tra l'altro, Assessore, sa che per ogni ricorrenza vengono diffusi dei dati, oltre a quelli del lavoro ci sono anche quelli relativi alla natalità, ed è un crollo verticale quello del 2020. Oggi il Sole 24 Ore dice tutta l'Italia perde popolazione salvo solo il Trentino Alto Adige. Il problema riguarda il nord come il sud. A incidere sono anche i morti per Covid nel bilancio complessivo, c'è stato un aumento delle morti in Italia. Il decremento demografico, le chiedo, è un processo inesorabile? Io sono convinta di no, però questo è il momento in cui agire. Sono convinta che la natalità passi prima ancora che dal Ministero della Famiglia e da iniziative senz'altro cruciali come quella dell'assegno unico, passino proprio attraverso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Bisogna pensare ad un mercato del lavoro a favore delle donne, ma questa non è la scoperta dell'acqua calda. I paesi del nord Europa che attuano politiche a sostegno del lavoro femminile hanno dati demografici molto più buoni dei nostri, oltre al fatto che hanno una natalità con un'età media delle mamme molto inferiore, quindi anche con problematiche legate proprio al parto ridotte, perché sappiamo che l'età avanzata delle mamme non aiuta il parto naturale e quindi insomma le preoccupazioni possono essere maggiori. Quindi io credo che bisogni adesso però intervenire con molta decisione. Di sicuro l'assegno unico è una misura importante, è importante premere sui servizi, ma bisogna farsi qualche domanda sul mercato del lavoro e questa è una questione culturale. Non si può avere ancora il datore di lavoro che nel momento in cui deve scegliere a parità di competenze se un uomo o una donna sceglie un uomo, perché ovviamente oggi in Italia garantisce una maggiore costanza, tutto qui. Una maggiore costanza che deriva appunto dal fatto che un uomo tendenzialmente ha meno incombenze proprio dal punto di vista familiare, minori carichi, diciamo così, di lavoro, minori carichi sociali. Senta, Assessore, ieri il Ministro Bonetti ha detto priorità all'occupazione femminile, ricordando che il PNRR, il Recovery Plan all'italiana che è stato trasmesso a Bruxelles, investe oltre 4 miliardi di euro in asili nido. È la strada giusta? Beh, indubbiamente sì, c'è una parte del paese che ad esempio sui servizi va molto molto a rilento, però non sono solo i servizi, come dicevo prima. Nel nord Italia i servizi ci sono, io le dico solo nel comune di Treviso, solo tra i nidi comunali, faccio l'esempio proprio di un'età molto particolare che è la fascia 03, in cui le donne devono tenere il loro lavoro o rischiano di uscire dal mercato facendo fatica poi a rientrare. Ecco, tra i nidi comunali e le scuole paritarie noi serviamo
circa 400 famiglie. Se calcola che la media dei nati residenti è di circa 500 bambini l'anno, siamo quasi a copertura, e non contiamo tutti i servizi privati e non contiamo ad esempio i nidi in famiglia, quindi siamo quasi a copertura. Dobbiamo spingere maggiormente su un lavoro capace di conciliare quella che è la necessità di cura della donna. Se parliamo di lavoro femminile c'è anche la cura dei parenti, c'è la cura dei genitori anziani, ci sono tanti lavori di cura che non sono legati solo ai figli. Se invece parliamo dell'impiego delle giovani donne che vogliono anche scegliere, perché è importante che sia scelta la maternità, e non che si rinunci perché ovviamente non è proficuo e perché al colloquio di lavoro si rischia di essere scartate, ecco, bisogna lavorare su un mercato del lavoro che tuteli maggiormente le donne e che dia garanzie al datore di lavoro, Senta, Assessore, lavoro. Le chiedo, le donne, le mamme sono ancora troppo discriminate poi nella quotidianità? Al di là delle assunzioni, diciamo così, teoriche, dei vari proclami di uguaglianza formale, nella quotidianità lei che percezione ha? Che storie le vengono raccontate? Noi abbiamo un osservatorio privilegiato nel comune che è Spazio Donna, che opera da tantissimi anni, e stiamo assistendo ad un fenomeno molto particolare. Si sta sempre più, l'utenza e le donne che vengono e si rivolgono al nostro servizio oggi sono sempre più donne tra i 40 e i 60 anni, 35 e 55, con un'alta scolarizzazione, che hanno lasciato il mondo del lavoro spesso per attendere, appunto, per riuscire a seguire i figli, non al primo ma al secondo o al terzo figlio, e che quindi tentano di rientrare nel mercato del lavoro dopo una decina d'anni, cioè quando il bimbo comincia ad essere un minimo autonomo e può essere affidato e può essere gestito anche con tutta una serie di servizi in più, i servizi sportivi, penso, no? Ieri c'era la manifestazione per riaprire le attività sportive che offrono servizi di crescita ai ragazzi su queste fasce d'età, e quindi sono cruciali nella crescita dei ragazzi e anche per la buona gestione familiare. Ecco, queste sono le donne che si rivolgono sempre più a Spazio Donna, donne che anche attraverso il nuovo servizio che abbiamo creato sull'educazione finanziaria, quindi un orientamento alle donne, sono donne che spesso sono vittime, ad esempio, di stipendi ovviamente più bassi e di una scarsa propensione, anche di una difficile propensione al risparmio e alla tutela dei loro beni. Quindi nel momento in cui, ad esempio, una donna affronta un divorzio o assiste all'invecchiamento dei genitori, scattano delle preoccupazioni, abbiamo delle difficoltà, cioè donne che rischiano molto più degli uomini di finire in soglia di povertà. Ecco, questo è un dato oggettivo a cui si può porre rimedio intanto riducendo il gap salariale. Proprio qualche mese fa la CISL ha pubblicato un'interessantissima ricerca proprio sulle donne e sul gap salariale, e bisogna lavorare a ridurlo, perché le donne perdono tantissimo e questo si traduce poi in pensioni molto ridotte, certo, con un'aspettativa di vita invece molto superiore. Quindi c'è un lavoro grosso da fare che a mio avviso è davvero in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che devono assolutamente lavorare insieme. Abbiamo al telefono, c'è qualche problema con il collegamento Skype, il sindaco di Paese, Katia Uberti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e auguri a tutte le donne. Approfitto anch'io per rivolgere un sincero augurio a tutte le mamme. Lei sindaco è mamma per 3 volte, ha 3 bambini, tra cui 2 piccolissimi. Sì, 2 gemelline di 20 mesi e un ragazzino di quasi 12 anni adesso. E come fa a gestire questa vita, immagino, frenetica? Ci siamo sentiti ieri sera, lei mi diceva va bene per domani, ci sentiamo, però ho il pranzo da organizzare, come si sta gestendo? Com'è la sua domenica a casa, sindaco? È impegnativa, però al tempo stesso piena di soddisfazione, perché è uno dei pochi momenti in cui mi godo la famiglia rispetto alla settimana
abbastanza impegnativa come amministratore, quindi diciamo che è stato difficile i primi mesi, perché passare da 1 direttamente a 3 non è facile, però vengo dal mondo, come tante mamme lavoratrici, io provengo dal mondo del privato, alla fine credo sia una questione di organizzazione, non sono né la prima né l'unica mamma lavoratrice, purtroppo ci si adegua a quelli che sono i tempi e le organizzazioni familiari, e le bimbe le ho iscritte all'asilo comunale, sono riuscita a farle entrare in graduatoria dopo un annetto, il precedente periodo dovevo comunque appoggiarmi ad una babysitter e ci si organizza, ecco, le domeniche diciamo che è l'unico giorno in cui davvero sto con i bimbi tutto il pomeriggio, adesso che è periodo di pandemia, perché normalmente soprattutto in questo periodo di primavera ci sono tantissimi incontri, tantissime manifestazioni, quindi nel male diciamo, ecco, mi sto godendo un pochettino di più la famiglia. Tra l'altro lei, sindaco, è anche reduce da un periodo di Covid. Sì, non mi faccio mancare, sì, purtroppo il 9 di aprile ho voluto in maniera calcolativa eseguire il tampone rapido, perché comunque le settimane prima avevo avuto degli incontri con persone che dovevano essere in isolamento fiduciario. Per correttezza rispetto ai miei colleghi amministratori ma anche dipendenti ho voluto essere sicura e purtroppo l'esito è stato positivo. Di lì esteso il tampone comunque a tutti i familiari e siamo risultati poi in 3, io, mio marito e una delle piccine, segregati giustamente in casa per 14 giorni. Non è stato semplice, poi quella settimana anche di maltempo, quindi non riuscivamo neanche ad uscire in giardino, però ecco, l'importante è che dal punto di vista della salute poi sia passato. Io l'ho presa in forma più leggera rispetto a mio marito, la bimba totalmente asintomatica, però ecco, mio marito la prima settimana non è stato per diciamo che avete passato anche questa, sindaco. Tra sì. l'altro, venendo alla vita amministrativa del suo comune, che è un comune particolarmente importante, anche popoloso, c'è un asilo nido di cui lei va particolarmente fiera. Certo, perché comunque il prossimo anno non vedo l'ora, festeggeremo i 40 anni di servizio. Siamo stati lo scorso anno accreditati da parte della Regione Veneto, perché ovviamente le strutture private sono soggette ogni paio d'anni a quella che è la verifica della Regione, e per la prima volta abbiamo ottenuto il punteggio massimo di 100 su 100 proprio per l'offerta formativa ma anche i servizi che stiamo fornendo alle famiglie. Purtroppo quest'anno è stato riorganizzato a mo' di bolle, con un orario ridotto per quelle che sono appunto le prescrizioni dettate dall'ULS, però abbiamo una bella lista d'attesa. Fortunatamente, io non so se è solo paese, però abbiamo una lista d'attesa dopo anni e anni, credo mai così corposa, di quasi 72 bambini e solo 3-4 provenienti da fuori comune, quindi la struttura sicuramente è di alta qualità e apprezzata dai nostri cittadini. Quindi c'è una richiesta importante, significa che c'è anche una vivacità dal punto di vista delle nuove nascite. Non riuscirete però a far fronte a tutte le richieste? Allora, con settembre parlavamo con la responsabile, abbiamo già verificato anche con l'ULS, riporteremo la struttura a quello che è la capienza normale, ovvero 42 bambini. Adesso è formulata invece con 36 accessi distribuiti in 6 gruppi. Ecco, aggiungeremo un bambino per gruppo in modo tale da arrivare a riempimento 42. Chiaramente non si soddisfa l'intera lista d'attesa, vedremo, valuteremo, ecco. Si sa bene che il costo più importante per quanto riguarda le strutture pubbliche sono il personale. Per il momento valuteremo. La struttura accoglie fino a 60 bambini, però c'è da fare appunto un discorso molto più ampio e vedremo poi se questo è il trend che continuerà oppure è stata proprio un'ondata di questi ultimi 2 o 3 anni come boom di nascite. Per il momento ci organizziamo così, anche perché comunque come amministrazione noi già integriamo quello che è lo sbilancio di bilancio, perché copriamo circa 200.000 euro di deficit certo. provenienti appunto dall'introito delle rette e poi tutto il costo del servizio. Sindaco,
Grazie allora, grazie, la lascio ai suoi impegni familiari e alla sua domenica in famiglia. Grazie al sindaco di Paese Katia Uberti. Torno da lei, Assessore Tessarolo, in ultima battuta, che augurio si sente di fare alle mamme trevigiane, non solo alle mamme in generale? Alle mamme io mi sento di augurare di scegliere di fare la mamma e di non fermarsi dopo il primo figlio, perché il secondo figlio è in discesa, aiuta tantissimo, soprattutto nel rapporto tra fratelli, quindi io lo consiglio. E poi ovviamente magari un figlio tira l'altro. Dall'altra parte anche di chiedere aiuto, quindi nei momenti di fragilità o di difficoltà di chiedere aiuto, sia in famiglia che fuori dalla famiglia. C'è un territorio che ha tante risorse, quindi di non crearsi problemi perché le risposte ci sono. Un augurio particolare, se mi permetti, vorrei farlo alle mamme di ragazzi fragili, ragazzi con disabilità, ragazzi e anche adulti, perché erano bambini e magari sono cresciuti, che hanno attraversato un anno particolarmente complesso, loro, le loro famiglie, e per loro è un augurio davvero speciale. E al resto del pubblico invece vorrei chiedere un grosso aiuto e una grossa responsabilità. Oggi essere madri è una scelta che non è solo una scelta personale, è una scelta sociale, quindi è importante che la comunità le mamme le accolga, le sostenga, le incoraggi e le aiuti. E questo è l'augurio. E non possiamo che associarci. Grazie davvero all'assessore Gloria Tessarolo. La lasciamo ai suoi numerosi impegni familiari e grazie ancora. C'è un aggiornamento sul fronte del contagio da Covid che arriva come sempre dalla regione con azienda zero. Nelle ultime 12 ore sono stati 273 i nuovi casi di positività, lo possiamo vedere dalla tabella, dalla solita tabella, quindi 273 nuovi casi, mentre se guardiamo alle terapie intensive e ai posti letto occupati in area non critica, questi sono i numeri: 701 per i ricoverati in area non critica positivi, 1021 in totale compresi negativi, 153 le persone ricoverate in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni, questo è il report invece delle ultime 24 ore, le dosi somministrate sono quasi 40.000, 39.805, prime dosi 28.000, cicli completi, quindi seconda dose quasi 12.000. Il Veneto è a oltre 2 milioni di vaccinazioni già dalla giornata di ieri. Di riaperture, DDL Zan e aggressioni, risse, di allarme, pestaggi, perché di questo abbiamo parlato molto nell'ultima settimana. Parleremo con tanti ospiti subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme in questa domenica 9 maggio per approfondire alcuni temi della settimana, perché ce ne sono stati davvero tanti. Su tutti il DDL Zan, che è diventato un vero e proprio caso politico, soprattutto dopo il concertone del 1° maggio e la polemica innescata dal cantante Fedez. DDL Zan che spacca anche la politica veneta e trevigiana. Ci sono poi i temi che ben conosciamo delle violenze invece in piazza e delle violenze in genere che hanno caratterizzato quest'ultima settimana. Proprio una settimana fa, domenica scorsa alle 15:30, quella terribile
quella terribile rissa, anzi un vero e proprio pestaggio, regolamento di conti che abbiamo visto a Conegliano in piazza Cima. Ma facciamo un po' il punto di questo clima politico e sociale con i nostri nuovi ospiti. In studio con me c'è l'avvocato Valentina Pizzol, che si occupa di diritti civili ed è del coordinamento provinciale LGBT di Treviso, che che sta preparando un festival da qui ai prossimi giorni, ma poi ne parleremo. Grazie Pizzol, grazie avvocato. Grazie anche agli ospiti che sono collegati via Skype, li vedo tutti e tre. Buongiorno a Roberto Grigoletto, consigliere del Partito Democratico. Buongiorno Grigoletto, buongiorno Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, buongiorno a Fabio Maggio di Forza Italia. Buongiorno, buongiorno davvero. Partiamo dal DDL Zan e partiamo dalle immagini di ieri di Milano, che possiamo anche mostrarvi. Ieri in tanti, circa 8.000 persone, sono scese in piazza nel capoluogo lombardo per sostenere il DDL Zan, questo disegno di legge contro l'omotransfobia. Partiamo proprio dall'ABC, avvocato. Che cos'è questo disegno di legge e cosa vuole perseguire? Allora, il disegno di legge non fa altro che recepire quella che è stata una raccomandazione a livello europeo, nel senso che l'Europa da quasi 20 anni ormai sta invitando i propri Stati membri a introdurre nell'ordinamento giuridico una legge che contrasti l'omobitransfobia. E quindi è sufficiente guardare un attimo al panorama europeo e vedere che tanti Stati dell'Unione Europea hanno recepito questo invito e all'interno del loro Stato hanno introdotto una legge che contrasti proprio questo fenomeno. Per cui, tra virgolette, non è una novità, siamo noi in forte ritardo in questo senso. Ecco, vediamo tra l'altro le immagini di ieri di Milano, una piazza che ha fatto discutere non solo per il contenuto e la rivendicazione, ma perché appunto adesso le piazze fanno sempre discutere, perché si guarda anche alla questione degli assembramenti. È giusto scendere in piazza per questi diritti, per queste questioni e soprattutto nella Marca com'è la situazione, avvocato? Allora, quando si parla... Ci sono episodi di omotransfobia nel nostro territorio? Sì, ci sono, tante volte non vengono segnalati, ma perché il motivo a volte sono diversi motivi. Per esempio, se qualcuno ha subito un'aggressione, magari anche di gruppo, per motivi legati all'odio verso le persone omosessuali, e la persona stessa non è, la vittima non ha mai fatto coming out, cioè non ha mai rivelato la propria omosessualità, farà fatica quando andrà davanti alla polizia giudiziaria a denunciare l'aggressione subita a dire anche che per quale motivo è stato aggredito. Cioè, questo è solo un esempio. Quando si parla di diritti civili, lo sappiamo, cioè, scendere in piazza e manifestare, far capire qual è il desiderio, la volontà del popolo è importante, quindi sicuramente rispettando le normative vigenti in corso iniziative di questo tipo fanno bene. E sarà a prova di Covid, questo lo hanno assicurato gli organizzatori, il festival Cupido, Treviso Equality Festival, che si terrà dal 12 al 24 maggio proprio a Treviso e che è stato lanciato nei giorni scorsi. Di che cosa si tratta? Allora, il festival, che inizierà il 14 di maggio fino al 23, affronta il tema del linguaggio discriminatorio, il linguaggio declinato in tutte le sue forme, quindi ipotizzando il linguaggio del corpo, il linguaggio nelle riproduzioni audiovisive, il linguaggio utilizzato nei fumetti, nei media e nel linguaggio quotidiano anche per esempio all'interno delle scuole, quindi veramente il linguaggio a 360 gradi. Ecco, perché le parole hanno un peso? Le parole hanno sempre un peso, cioè non devo
non devo spiegarlo io, nel senso che anche se alcuni reati sono stati depenalizzati, come per esempio il reato di ingiuria, offendere qualcuno ha sempre un'implicazione, ha sempre un risvolto nella propria vita personale, nel proprio intimo, quindi esprimerci in un certo modo aiuta, secondo me, a una convivenza migliore tra le persone. Quindi lei anche da avvocato che si occupa di diritti civili dice una legge di questo tipo serve? Ma allora, io poi non sono una che scrive le norme e non mi arrogo di certo la presunzione di saper fare questo tipo di intervento, però dal mio punto di vista sì, il DDL Zan serve sicuramente, ma questa è la mia opinione ovviamente. Serve, lei dice, anche per portare, diciamo così, alla luce un fenomeno tutto sommato nascosto, perché in tanti casi non si denuncia per vergogna o per altri motivi. Beh, ma non solo, perché se ci pensiamo il DDL Zan che cosa fa? Introduce anche un articolo, adesso non mi ricordo qual è, del disegno di legge, in cui viene istituita la giornata contro la violenza nei confronti delle persone LGBT. Contro il 17 maggio. Esattamente. Allora, soffermiamoci un attimo a pensare rispetto a questo tipo di intervento. Cioè, alla fine non va a introdurre oneri a carico della pubblica amministrazione, semplicemente dice istituiamo una giornata che non sarà una giornata di festa in cui la gente sta a casa dal lavoro o a scuola, non si va, ma semplicemente si riflette sul motivo per cui bisogna pensare che è la giornata contro la violenza nei confronti delle persone LGBT, come esiste la giornata contro la violenza sulle donne, cioè è la stessa cosa. Facciamo un passo indietro, torniamo alla piazza di ieri. Mattatore è stato il deputato padovano Alessandro Zan. Sentiamo queste sue parole che sono un attacco alle forze politiche, soprattutto di centrodestra, e poi apriamo anche una riflessione politica su questo. Zan. Noi non possiamo rinunciare a portare a casa questa battaglia che è ostacolata nel nostro Paese da una destra illiberale e sovranista, una destra che per ottenere qualche consenso in più, alimentando l'omofobia e l'odio che esiste in questo Paese, per ottenere qualche consenso in più si oppone a questa legge. Questo non è accettabile. Noi non vogliamo essere l'Ungheria e la Polonia, ma vogliamo che l'Italia sia un paese tra i più avanzati, assieme a quelli più avanzati dell'Europa. Borgia, Fratelli d'Italia, la destra è illiberale e populista, dice Zan, ma è omofoba? Non credo proprio. Tra l'altro le dichiarazioni fatte da Zan nella piazza di ieri credo che siano anche offensive nei confronti di chi la pensa in una maniera diversa, ma non è assolutamente né omofobo, tantomeno propagatore d'odio. Cioè, sono delle affermazioni gravi. In questo paese si può avere un'idea diversa, si possono avere dei contenuti diversi, anche perché insomma mi è sembrato veramente sgradevole che in una piazza gremita, tra l'altro, come dire, vorrei vedere se le disposizioni sono state mantenute, anche perché si è fatta tanta polemica sulla manifestazione dello scudetto dell'Inter. Ricordo, io sono juventino, quindi insomma mi interessa poco, e ieri c'è stata una manifestazione del genere con tantissime persone e, come dire, le disposizioni non so quanto fossero rispettate. Questo per dire che si poteva fare questa manifestazione, certo, ma forse in un periodo diverso, visto che insomma c'è ancora il coprifuoco, ci sono delle disposizioni, moltissimi settori sono, come dire, in difficoltà e non possono aprire, come per esempio dopo Borgia parleremo anche di questo, ma le chiedo il punto, proprio la legge, perché Fratelli d'Italia si oppone a questa legge? Sì, noi ci opponiamo perché non crediamo che sia una legge corretta. Crediamo che
usare il codice penale a proprio uso e consumo sia sempre sbagliato. Guardi, io ho letto la legge e penso che l'equiparazione, per esempio, tra guardi, nei primissimi articoli tra gli omosessuali e i disabili sia completamente sbagliato, anche perché l'omosessualità è un orientamento sessuale, la disabilità è una condizione fisica, mentale debilitante, per cui, come dire, anche su questo, cioè, proprio dall'inizio siamo completamente in disaccordo, anche perché quello, ed è il punto nevralgico, dare in mano ai magistrati la decisione di ritenere opportuno cosa sia detto e in che modo, credo che sia sbagliato, nel senso che, faccio un esempio su tutti, col passaggio di questa legge, se non lo so, un politico dice l'utero in affitto è un abominio e subito dopo c'è un'aggressione da parte di qualche cretino deficiente che picchia due omosessuali con un bambino, il giudice potrebbe dire che chi ha detto quelle frasi è stato un fomentatore d'odio e quindi potrebbe essere processato. È una cosa assolutamente sbagliata. Come è sbagliato secondo noi come dire, l'articolo 7 di cui citava prima l'avvocato, che dice: in occasione della giornata nazionale contro l'omofobia sono organizzate cerimonie e ogni altra iniziativa nelle scuole nel rispetto del piano triennale. Crediamo che nelle scuole, soprattutto infanzia, elementari e medie, l'educazione sessuale debba restare fuori, ma non l'educazione sessuale a favore di eterosessuali o a favore dell'omosessualità, cioè in generale, perché crediamo che l'educazione sessuale sia un tema che vada affrontata in modo privato, in famiglia, ci si forma, come dire, cosa si fa a letto, nella propria camera da letto, è una cosa privata dell'individuo, e diciamo, e su questo dobbiamo essere tutti chiari, chi discrimina, chi aggredisce, chi insulta chiunque altro, un individuo di qualsiasi natura, è un cretino e deve essere perseguito, ma c'è già il codice penale, c'è l'aggressione, c'è l'ingiuria, anche se è stata giustamente, lo ricordava l'avvocato, depenalizzato. E quindi, secondo noi, lei dice c'è già ci sono già le norme penali che coprono queste fattispecie. Avvocato, è proprio così dal punto di vista giuridico? Io so che lei non vuole entrare nel merito politico, ma rimanendo, diciamo così, in punta di diritto. Ma dunque, solo con l'introduzione della legge avremo poi la percezione di quanto effettivamente andrà a intervenire, però cioè, rimango sempre un po' basita quando sento certe affermazioni. Ancora si parla per esempio di utero in affitto, cioè è un termine dispregiativo, scusatemi, è utero in affitto, cioè la norma parla, quella che è prevista in Italia, di maternità surrogata o gestazione per altri. In questo senso il linguaggio può far tanto, questo ne è il chiaro esempio, per esempio, cioè, quindi non... Grigoletto. Scusi. Prego, Borgia, rapidissimo. No, volevo replicare perché adesso, se vogliamo guardare cosa si dice, possiamo anche farlo, ma il contenuto. Acquistare un bambino da una donna, secondo me, è una cosa abominevole. Per cui, e questo non c'entra niente sulla sessualità delle persone, perché è una vergogna se lo compra una coppia omosessuale, è una vergogna se lo compra una coppia eterosessuale, perché credo che è una cosa che non stia né in cielo né in terra, ma a prescindere dalla condizione sessuale. Se vuole, diciamo maternità surrogata, ma la verità è che è un utero in affitto, purtroppo, e andare ad acquistare da mamme che sono in difficoltà economiche, da mamme fragili, da mamme che non hanno altre condizioni se non quelle di vendere il proprio figlio, sia completamente sbagliato e fuori dalla grazia di Dio. Grigoletto.
Ma sento tanto populismo e tanta ideologia. Allora cerco di dire alcune cose. In premessa, la legge Zan è assolutamente necessario, ma non per il sommerso, per quello che insomma non si denuncia, non emerge, ma per quello che proprio invece emerge. Perché ricordo a Borgia che ci sono dati di cronaca ripetuti di persone che per orientamento sessuale vengono aggredite continuamente in tutte le parti d'Italia, e se il codice bastasse, dico a Borgia, allora non ci sarebbe la necessità di intervenire con un decreto come il decreto Zan, e invece c'è la necessità perché evidentemente se si continua a colpire queste persone, a far del male delle persone per la propria idea, per la propria opinione, oltre che per il proprio orientamento, mi sembra che allora siamo assolutamente indietro. Quindi non è solamente per rispondere, come giustamente diceva l'avvocato, al ritardo che marchiamo nei confronti della comunità europea, è per una questione proprio di rispetto della dignità della persona, di rispetto dei diritti e della convivenza democratica. Quindi è assolutamente necessario. Poi mi permetto di dire a Borgia, e lo dico da insegnante, che guardi, l'educazione sessuale si fa a scuola e non è che deve restare fuori dalla scuola, perché la informo che dalle elementari, anzi addirittura dalla scuola dell'infanzia e su si fa educazione sessuale nelle scuole, quindi non è che rimanga fuori. Piuttosto qui c'è da ragionare quello che io almeno interpreto del decreto Zan che istituisce questa giornata, un richiamo invece al rispetto appunto dei diritti e della convivenza democratica, perché si deve imparare il rispetto per le altre persone, il rispetto per chi la pensa diversamente da noi, il rispetto per chi ha altri orientamenti, perché siamo tutti parte della stessa comunità. Ecco, io credo che insomma si debba uscire dalla strumentalizzazione. Capisco che Fratelli d'Italia è all'opposizione, si deve giustamente opporre, però bisogna in questo senso, e io posso dire di apprezzare per esempio anche alcuni partiti del centrodestra. Ora sentiremo anche l'esponente di Forza Italia, però insomma alcuni esponenti dei partiti del centrodestra che sui principi, sui diritti convergono e concordano, e io penso sia questo il nodo, non la strumentalizzazione. Ho sentito parlare davvero di cose assurde, ma anche è sbagliato, Borgia, leggere come ha fatto lei, mettendo sullo stesso piano appunto l'omosessualità con l'handicap, ma non è questo il problema è che sia persone portatori di handicap che ho il diverso orientamento sessuale vengono spesse volte derise, vengono spesse volte insultate, purtroppo vengono spesse volte anche colpite. Questo dovete rendervene conto, non è possibile in un paese civile e democratico. Andiamo da Maggio. Ecco, Forza Italia ha diverse anime al suo interno, anche su questo DDL Zan. Lei come la pensa, Maggio? Serve? Non serve? È un approccio giusto o sbagliato? Guardi, Forza Italia è un partito plurale e autenticamente liberale, ha sempre lasciato libertà di coscienza sui temi etici. Quello che mi sento di dire è che la strumentalizzazione che è stata fatta in queste settimane di questo DL, e lo dimostrano le parole di Zan, è la dimostrazione dell'ennesimo errore che si fa in Italia nel trattare un tema così importante. Diceva Grigoletto prima di apprezzare alcuni partiti del centrodestra che riconoscono la necessità di un intervento sui diritti fondamentali delle persone. Forza Italia si è sempre battuta per i diritti fondamentali delle persone, però io credo che questo DL non tanto in alcuni contenuti quanto nel modo in cui è stato portato avanti sia il sintomo di un problema in Italia nel trattare questi temi. La politica, specialmente in questo caso, ha perso, io credo, un'occasione per maturare una posizione comune. Non si gestiscono i cambiamenti dei costumi sociali con toni propagandistici da campagna elettorale, perché io ho sentito Zan adesso per la prima volta e mi pare che le sue parole siano state particolarmente sgradevoli se si vuole affrontare questo tema nel creare quella necessaria unità nella società per
per perseguire un autentico cambiamento. Non è con la campagna elettorale, ma con la responsabilità, con la sensibilità, l'intelligenza che si deve a centinaia di migliaia di persone che non sono in attesa del DDL Zan, ma di un paese normale in cui la libertà sessuale non sia un diritto su carta, ma un costume sociale accettato. Io credo che questo sia l'obiettivo che come politica dobbiamo perseguire, e credo, per concludere, che questo DDL in un certo senso non faccia più torto che bene alle persone che pretende di tutelare. C'è una parte assolutamente valida, una parte di politiche attive che Forza Italia credo condivida appieno, ma che io personalmente condivido appieno, e c'è una parte che tuttavia mi pare paradossale. Si parlava prima di rispetto delle raccomandazioni europee. Vorrei sommessamente notare che si persegue, diciamo, gli obiettivi di politica attivi imposti dall'Unione Europea attraverso l'utilizzo di un codice penale di matrice fascista. Quindi chi si occupa di diritto penale un po' sa e conosce quali sono i limiti oggi del nostro diritto penale unanimemente riconosciuti. Pensare che con il diritto penale si imponga un cambiamento nei costumi sociali, io credo sia radicalmente sbagliato e liberticida. Un partito liberale come Forza Italia non può accettare un'impostazione di questo tipo. Quindi lei dice servono più strumenti culturali che strumenti di natura penale. Non è nei tribunali e nelle carceri che si combatte questa battaglia, ma è nelle università, nelle scuole, nella società, con una grande pazienza e soprattutto il dialogo. Ecco, il fattore culturale comunque è imprescindibile, su questo mi pare che siamo tutti d'accordo, bene o male, Avvocato Pisso. Sì, assolutamente, infatti con il nostro festival del coordinamento LGBT di Treviso miriamo proprio a raggiungere questo obiettivo, cioè sensibilizzare la popolazione rispetto proprio alle tematiche LGBT attraverso eventi culturali e non. Chiedo a tutti e tre, a Grigoletto, Maggio e Borgia, che sono sia esponenti politici ma anche amministratori del territorio. Voi dalla vostra esperienza, in tanti vi occupate proprio di sociale, Grigoletto è insegnante, Borgia è assessore all'istruzione, è assessore a Pederobba anche Maggio. Siete a conoscenza di episodi di omotransfobia? Ci sono? Grigoletto, nelle scuole si utilizza ancora un linguaggio inappropriato? E poi la stessa domanda la faccio anche a Borgia. Nelle scuole c'è chi si occupa degli insegnanti proprio di bullismo, perché è un fenomeno questo che è diffuso. Ora ovviamente non che sia sempre bullismo chiaramente che vada a colpire gli orientamenti sessuali, è chiaro, però rientra anche questo. E purtroppo ci sono molte persone, anche molti ragazzi, ma voglio dire, la cronaca ne è piena, insomma, no? Di anche ragazzi che anche recentemente sono tolti anche la vita perché sono stati messi alla gogna per la loro scelta, per il loro orientamento sessuale. Quindi quando si parla di cultura, di cosa stiamo parlando? Lei Grigoletto, le chiedo, mi scusi, da professore Grigoletto, lei ha mai redarguito un suo allievo per aver utilizzato un linguaggio non consono proprio nell'operatività? Non voglio casi specifici, sia ben chiaro. Questo accade ogni giorno e deve essere preso il ruolo anche dell'insegnante, che è anche un educatore, che ovviamente non significa il bacchettare per voglio dire un'espressione eccetera, ma quando evidentemente c'è un'offesa, c'è la possibilità attraverso alcune parole di colpire sensibilità, orientamenti o scelte, mi pare che sia doveroso per un educatore fare presente, insomma, che non è consona, come giustamente ha usato lei, quella espressione o quel modo di fare. Quindi sì, sicuramente sì, ma penso che lo facciamo tutti gli insegnanti lo facciano, insomma, come educatori nel loro ruolo di educatori.
E Borgia, da assessore all'istruzione di un comune importante come quello di Montebelluna, dove ci sono anche tante scuole superiori e quant'altro, lei che sensazione ha? Che storie le vengono anche raccontate? C'è bullismo anche di tipo omofobico? Allora, guardi, intanto vorrei dire che mi è capitato di sentire qualche ragazzo, anche insomma del mio partito, che ha utilizzato dei termini scorretti, e guardi, quest'estate proprio ricordo di averlo rimproverato. Era un ragazzo di 19 anni che parlava appunto di alcune tematiche con un tono anche che non mi è piaciuto. E l'ho rimproverato, quindi significa che non è che nei nostri partiti è permesso tutto e non rimproveriamo chi ha degli atteggiamenti scorretti, ma succede dappertutto, non solo da noi, in tutti i partiti, perché purtroppo talvolta l'ignoranza è dovunque. Detto questo, però, come assessore all'istruzione io finanzio da 4 anni nelle scuole medie dei progetti educativi sul bullismo. E il bullismo comprende tutti gli atti di sopruso nei confronti di chi non si può difendere, che siano omosessuali, ragazzi grassi in carne, bambini bassi, chiunque. Per cui, come dire, non è che nelle scuole oggi o nelle amministrazioni non c'è questa sensibilità. È una delle primissime cose che ho fatto. Ad oggi, in questi 4 anni, sinceramente non ho avuto dei riscontri come dire, di bambini come dire, presi in giro per questo motivo, ma perché ovviamente gli insegnanti, i dirigenti scolastici non fanno partecipe l'assessore all'amministrazione comunale di questo. Però noi finanziamo dei progetti educativi che comprendono il contrasto al bullismo, e il bullismo, come diceva appunto prima anche Grigoletto, è un tema su cui lavorare, ma questo comprende tutti e stiamo lavorando su questo da tempo. Però poi vorrei rispondere a quello che ha detto Grigoletto, perché insomma bisogna anche avere l'opportunità di rispondere. Non credo però sia democratico dare del fomentatore d'odio, come ha fatto Zan, o del populista, come ha fatto lei oggi, a chi la pensa in modo diverso. La si pensa in modo diverso, siamo in ambito democratico, si discute. Poi riguardo all'educazione sessuale, guardi, io faccio l'assessore all'istruzione, so benissimo che l'educazione sessuale è presente a scuola, ma è presente sotto forma di scienza, quindi l'apparato produttivo, non sotto il profilo delle emozioni e dei sentimenti. E se abbiamo fatto questa scelta destra, sinistra, centro, è stata fatta perché, come ho ribadito prima, l'educazione sessuale dei sentimenti, delle emozioni, di quello che uno sceglie nella vita di amare, è un processo personale, è un processo che si fa personalmente, non nella scuola. Dopodiché, per quanto riguarda invece la disabilità, siete stati voi a mettere nella legge, se la legga, la disabilità insieme all'omosessualità, per cui è questo che ho detto all'inizio. E per concludere, è vero, ci sono in Italia, ma dappertutto, degli episodi di aggressione anche nei confronti degli omosessuali, ma non può dire che passano inosservati, perché penso per esempio a quello che è successo a Roma qualche mese fa, dove sono stati aggrediti 2 ragazzi omosessuali, e chi ha fatto l'aggressione è stato portato subito in caserma e avrà un processo, perché aggredire, ingiuriare è un reato a prescindere dall'educazione, dall'orientamento sessuale. E per concludere, guardi, concluda davvero, Borgia. Scusate, per concludere, si apre su questo tema si apre veramente un mondo, perché ci sono esempi, ci sono tantissime altre minoranze che vengono costantemente denigrate, ma non è che, guardi, vi faccio un esempio su tutti, farà anche sorridere, ma domenica scorsa nella mia città ero di passaggio vicino ad un parco, un signore ha abbassato il finestrino
e mi ha rivolto un insulto rispetto al mio aspetto fisico, ma non è stato fortunato che c'era il semaforo e è partito via, perché sennò gli avrei spiegato in italiano come ci si sta al mondo. Ma a prescindere da questo, ma non vado da un giudice a dire che sono stato insultato per il mio aspetto fisico, o meglio, non in questo senso. Se fosse stato un'ingiuria pesante o fossi stato aggredito sarei andato, ma vede, cioè la discussione è allora perché l'orientamento sessuale e non la condizione fisica, per esempio? Perché io so cosa significa essere denigrato per l'aspetto fisico, ma questo non ha cambiato il mio percorso di vita. Maggio. Ma guardi, sentivo parlare di educazione da chi sicuramente la fa come Grigoletto. Ecco, io rimango di nuovo abbastanza perplesso dall'idea per cui si debba necessariamente implementare il messaggio che si vuole far passare attraverso lo strumento del diritto penale. Con che coraggio pensiamo di poter mettere il destino di un cambiamento sociale doveroso nelle mani del sistema giudiziario italiano, con i suoi limiti, le sue inefficienze e le sue troppe zone d'ombra? Io francamente non riesco a comprendere chi abbia scritto questo DDL in quella parte. Francamente è davvero pericoloso un approccio di questo tipo, lo è soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, che debbono essere educate a vivere in una società nella quale, ripeto, la libertà sessuale attenga a quello che è a quel novero dei diritti fondamentali che spesso e volentieri dimentichiamo di implementare. Ma non è attraverso il diritto penale che si persegue questa soluzione, io credo. Diciamo che qua anche relativamente all'episodio che ha visto protagonista l'assessore Borgia, parliamo di ignoranza, avvocato, parliamo di ignoranza o c'è qualcosa di più? Io volevo un attimo riagganciarmi a quello che è stato detto in questi ultimi interventi, perché si parla sempre del DDL Zan come se dovesse introdurre una nuova legge, un nuovo reato che non esiste, ma in realtà il DDL Zan non va altro che a mettere mano rispetto a un articolo, a degli articoli che già esistono, estendendo la categoria dei soggetti considerati vulnerabili, e per esempio dice che non è punito chi istiga a commettere atti di discriminazione verso determinate categorie che fino ad oggi sono circoscritte a ragioni etniche, razziali e quant'altro. Dal 93, dalla esatto. famosa Mancino. Ma e la estende anche alla categoria del genere, orientamento sessuale, identità di genere, cioè nel senso non stiamo andando a introdurre un nuovo reato, per cui dico le stesse osservazioni che fate per quanto riguarda il DDL Zan e la categoria degli omosessuali, perché allora non sono state fatte a suo tempo per quanto riguarda le persone di una diversa etnia o di una diversa religione, perché di quello stiamo parlando. Maggio, 30 secondi, poi andiamo in pubblicità. Ma voglio dire, c'è un articolo di questo DDL che sembra fare un'esclusione manifesta. Nel momento in cui si mette la clausola di esclusione dal reato d'opinione, è evidente che questo DDL crea e produce una limitazione della libertà d'opinione. Cioè, lo scrivono. Tracciare un confine oggi che metta a riparo dal reato d'opinione su questo testo è impossibile. E voglio dire, lo scrivono, articolo 4 di questo DDL. Avvocato. Sì, l'articolo 4 è stato il frutto di un compromesso politico in realtà, cioè nel senso, adesso non ricordo bene tutta la genesi del DDL Zan, però mi pare proprio che quell'articolo 4 sia stato fortemente voluto da chi era contrario ovviamente al testo del DDL Zan, proprio per esplicitare che uno poteva continuare a dire che essere eterosessuali è meglio di essere omosessuali fondamentalmente. Ne vedremo l'applicazione in tribunale, perché ho la sensazione che sia molto difficile che questa clausola di esclusione della punibilità e l'intero impianto del DDL possano trovare una applicazione coerente a quelle che sono le intenzioni all'interno dei tribunali italiani. Chiunque ne abbia frequentato uno sa di cosa sto parlando. Anche Maggio è giurista, quindi diciamo che oggi ci sono diversi giuristi con noi, se non sbaglio anche Borgia. Allora facciamo così, abbiamo qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo a parlare di violenze e di aggressioni, perché in quest'ultima settimana se ne sono verificate davvero tante. A fra poco.
Di nuovo in diretta, ancora con l'avvocato Valentina Pizzol del coordinamento LGBT di Treviso, collegati via Skype Fabio Maggio, Forza Italia, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia e Roberto Grigoletto del Partito Democratico. Abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita del DDL Zan dopo una settimana di infuocate polemiche. Il concertone del 1° maggio con Fedez ha dato il via di fatto a una settimana di veti incrociati. Ieri la manifestazione a Milano e la politica che ovviamente si divide. Il tema è quello dell'omotransfobia, ma in realtà se parliamo di violenza e di aggressioni apriamo un capitolo davvero sterminato. Esattamente una settimana fa alle 15:30 in piazza Cima a Conegliano esplodeva una rissa violentissima, anzi un vero e proprio regolamento di conti. Le immagini che vi riproponiamo hanno fatto il giro del web, sedie che volavano, tombini, mazze da baseball. Abbiamo visto queste immagini tantissime volte in questa settimana, immagini inedite per una città come Conegliano in pieno centro, in pieno giorno. Alcuni autori di queste violenze hanno chiesto anche scusa attraverso una lettera, ma delle scuse forse ce ne facciamo poco dopo immagini di questo tipo. Grigoletto, lei quando ha visto queste immagini cosa ha provato? Ho provato una sensazione davvero di disagio, di impotenza. Mi sono messo anche nei panni dell'amministratore di quella città, ma che potrebbe essere l'amministratore di qualsiasi altra città, e mi sono chiesto effettivamente che cosa ancora manca, perché se l'impegno, come si diceva prima, sul fronte della sensibilizzazione, della cultura, dei principi eccetera, non impedisce esiti di questo tipo, evidentemente ancora di strada ce n'è da fare e manca qualche cosa. Anche questo è un episodio tipico, mi pare, no, di intolleranza, diciamolo, e allora voglio dire, chiaro che non è paragonabile con il ragionamento che si faceva sull'altro tema, ma sempre di intolleranza si tratta, e l'intolleranza purtroppo porta sempre alla violenza. Ma questa è storia, io non, per carità, io la materia che insegno, ma non è che voglio ora citare quella, ma è così, l'intolleranza porta sempre inevitabilmente alla violenza, e quindi davvero è necessario portare veramente alla luce del sole quali sono i motivi di insofferenza e di disagio, e anche di pregiudizi soprattutto, che allineano in molte persone, e da ripartire, perché evidentemente non possiamo più accettare che ineluttabilmente queste cose avvengano. Comunque, ecco, per rispondere. Le chiedo, sempre approfittando del fatto che lei è docente, insegnante, c'è un allarme tra i giovani provati da un anno di pandemia? C'è il rischio che il disagio diventi violenza? Che il disagio sfoci in violenza non necessariamente, che ci sia però una grande insofferenza, anzi una grande sofferenza, proprio perché per questi lunghi mesi di pandemia e quindi di didattica a distanza, di venir meno soprattutto delle relazioni, perché questo è il problema fondamentale, di venir meno delle relazioni, certo che provoca un grande malessere, e gli psicoterapeuti parlano proprio di malattia che si è diffusa proprio a livello psicologico, di disagio. Dopo, per carità, che casi possano anche tramutarsi in violenza, purtroppo ce ne sono stati anche di recente, anche qui insomma nella nostra provincia, ma non dimentichiamo che davvero c'è un malessere in questi giovani, soprattutto quelli delle scuole superiori, che sono stati troppo isolati, chiaramente per cause sanitarie, quindi ovviamente non volutamente, ma troppo isolati dagli altri, e l'isolamento purtroppo, quindi
ripiegamento produce questo tipo di sensazioni. Tra l'altro, in apertura di questa diretta vi abbiamo dato anche la notizia e vi abbiamo mostrato le immagini che magari vi riproponiamo della rissa che invece c'è stata ieri sera a Padova, una serata di movida davvero violenta. Sono state aggredite le forze dell'ordine, anche dei camerieri. Tutto sarebbe partito da una ragazza ubriaca che è andata in escandescenza. Da lì si è scatenato il parapiglia. Fabio Maggio, ecco, assistiamo ormai quotidianamente a questo genere di episodi, a questa movida, se vogliamo, di ritorno dopo mesi di movimenti molto circoscritti. E dobbiamo preoccuparci? Ma la preoccupazione credo che di fronte a queste immagini sia una reazione naturale. Quello che io non condivido è la teoria per la quale in qualche misura questi atti possono essere giustificati dal terribile momento che abbiamo tutti vissuto negli ultimi 14 mesi. Non trovo semplicemente possibile spiegare manifestazioni di inciviltà di questo tipo con la permanenza in una situazione di lockdown per tutto questo tempo. Non credo nemmeno che tentare di spiegare questo genere di gesti aiuti, semplicemente vanno trattati come atti criminali e come tali devono essere considerati. E quindi perseguiti. Ieri c'è stato poi un sit-in di Fratelli d'Italia a Conegliano Borgia. C'era anche lei? Sì, no, io purtroppo no, perché ero qui a Montebelluna che avevamo le cose da fare. A Montebelluna, dove in settimana si è registrato un episodio di cronaca anche a Montebelluna. Infatti volevo far presente anche questo, nel senso che secondo me non è una questione di lockdown, ma di educazione, di civiltà, che manca a queste persone. Probabilmente nel loro paese sono abituati a fare così, qui invece ci sono delle regole, delle leggi chiare, e quello che mi fa incavolare più di tutto è che noi spendiamo tantissime risorse, come dicevamo prima, sui progetti educativi nelle scuole, e cerchiamo di investire, di lavorare, e poi ci sono episodi del genere. Purtroppo qui da parte mia non c'è comprensione di nessuna sorta. Spero che le forze dell'ordine possano, come dire, individuare, anzi in alcuni casi l'hanno già fatto, le persone, e spero che attraverso le leggi che già ci sono poi i magistrati, come dire, i giudici e i magistrati facciano il loro compito e diano condanne esemplari, perché non è più possibile andare avanti così. Per esempio è successo anche in settimana a Montebelluna, certo, che in centro un titolare di origine straniera di un negozio di kebab ha chiesto semplicemente il conto a dei ragazzi presenti là, una ventina, e invece di pagarlo lo hanno picchiato a sangue. Ecco, una cosa vergognosa, per cui purtroppo io non ho giustificazione. Io spero che ci siano condanne esemplari, perché le amministrazioni comunali lavorano sulla prevenzione e invece le forze dell'ordine lavorano sulla repressione. Spero, come dicevo prima, in pene esemplari. Diciamo, a ciascuno il suo, quindi lei dice. Certo, assolutamente. E Fratelli d'Italia, come sempre, è in prima linea sul tema della sicurezza e della legalità. Ieri il coordinatore regionale, senatore Luca De Carlo, il coordinatore provinciale, e ieri sera poi l'abbiamo mostrato. Va bene, grazie a Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, grazie a Roberto Grigoletto del Partito Democratico, grazie Grigoletto, grazie. Volevo augurare a tutte le mamme un augurio speciale per la loro festa, e spero che insomma questo governo e i governi prossimi lavorino sulla maternità e sul sostentamento alla maternità. Assolutamente, ne abbiamo parlato anche nella prima parte di questa straordinaria. Penso che si associno sia Grigoletto, che torno a ringraziare nuovamente, grazie Grigoletto, e Fabio Maggio di Forza Italia, assessore a Peleroba.
Buona domenica a tutti e tre, mentre con l'avvocato Pizzol facciamo un ultimo invito alla cittadinanza, perché c'è questo festival che si terrà dal 12 al 24, dal 14 maggio. Dal 14 al 23 maggio, sì. E ci saranno ospiti anche importanti, vedo l'attrice Deborah Villa, poi delle prime visioni, vedo anche un dibattito con la psicologa Alberta Xodo, che spesso è anche nostra ospite, insomma è un bel programma. È un nutrito calendario di eventi, sì, siamo molto orgogliosi anche per i nomi che siamo riusciti a coinvolgere e volevo anche ringraziare, visto che sono qui, se mi è concesso, la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Treviso, che è una splendida commissione, ha dato il patrocinio al nostro festival e ha inteso le pari opportunità non solo come distinguo di genere, cioè tra uomo e donna, ma proprio come pari opportunità a 360 gradi, e quindi ricomprendendovi anche le discriminazioni per orientamento di sesso e via dicendo. Grazie Pizzol, grazie per essere stata qui con noi. Abbiamo tentato di approfondire un tema che comunque è importante e delicato, ci sono diverse sensibilità, abbiamo tentato di metterle in fila. Grazie davvero. Un aggiornamento di cronaca finale. Questa la situazione sulla Treviso Mare, ci sono i carabinieri dispiegati, c'è un traffico sostenuto verso le località balneari, ma al momento non ci sono particolari criticità. Sempre sul fronte della cronaca è ancora caccia al pirata della strada, che ieri sera ha investito e ucciso di fatto un uomo di 76 anni in via Podgora a Treviso. In apertura di questa diretta avete sentito l'appello molto accorato del comandante della polizia locale Andrea Gallo, che è sulle tracce, la polizia locale è sulle tracce di questo pirata della strada. L'appello a farsi avanti, perché comunque gli indizi stanno portando a lui. Cosa è successo ieri sera? L'uomo è stato investito, inizialmente sembrava un qualcosa di non particolarmente grave, una caviglia rotta, l'uomo è stato portato in ospedale e qui è stato colto da infarto. Questa mattina il parroco di Sant'Antonino ha puntato il dito anche contro la mancata sicurezza della strada di via Podgora, dove tutti tendono un po' a premere sull'acceleratore. Vi abbiamo poi parlato dell'altro incidente di ieri in zona Pordenone, dove è morto un ragazzo trevigiano di 24 anni di origini moldave. Accanto a lui c'era anche la fidanzata residente a Preganziol, un volto comunque noto. Il ragazzo aveva frequentato le scuole all'Alberini. L'ultimo aggiornamento che posso darvi riguarda invece l'uomo trovato carbonizzato questa mattina a Chioggia. Abbiamo anche le immagini, è successo alle 6:30, i vigili del fuoco si sono appunto portati verso questa piazzola ecologica in zona Brondolo. Siamo appunto nella zona di Chioggia. Sembrava un normale spegnimento fiamme, e invece vicino al cassonetto è stato trovato questo uomo di 80 anni semi carbonizzato. Si esclude al momento il coinvolgimento di terze persone, potrebbe essere una fatalità ma anche un gesto estremo. Le indagini sono ovviamente in corso. Tutti gli aggiornamenti questa sera a partire dalle 19:30 nel nostro telegiornale dedicato alla cronaca dalla provincia di Treviso. Saluto e ringrazio dalla regia Tony Esposito e Renato Capoia. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buona domenica. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione prevalente, anche la giornata di domenica sarà meteorologicamente tranquilla. Da lunedì anticiclone in declino e graduale peggioramento. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata decisamente buona, la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà limpido, sgombro da nubi, salvo per qualche occasionale nube di passaggio. Temperature in aumento, minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, contesto anche qui stabile, con tanto sole dappertutto e senza piogge. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sole ovunque, cielo sereno e terso. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.